A tutti buon pomeriggio dall'Ippodromo Marcoveggio, convegno di corse di martedì 5 novembre. Prima corsa riservata agli allievi, ritirato ritirato Tomedi Tomedi, e Greppi, restano 9. Questo lo schieramento 1 Potterjet, 2 2 Tisserand, 3 TVB di Casei, 4 Mr. Charm, 6 Poker OP, seconda linea 7 Unetta di Casei, 8 Veleno Stecca, 9 Re di Ruggi, 10 Sauvage Rock. Favori per Veleno Stecca in chiusura, che supera Tisserand B a lungo favorito. Numero 2, Tisserand B rientrato da poco con un secondo posto. Con un secondo posto è rientrato anche Veleno Stecca da un'assenza prolungata. Intanto in vantaggio ci va Mr. Charm, che in breve supera Tisserand B e Potterjet e si installa quindi numero al comando. 7, Unetta Squalifiche invece per di Unetta di Casei, Casei. squalificato. All'esterno va subito Poker OP, che va a chiedere strada. Dopo i primi 215,3 ottiene il via libera Poker OP e così guida dopo 300 metri nei confronti di Mr. Charm, terza posizione per Tisserand B davanti a Potterjet. Ripetiamo, numero 7, Unetta di Casei, squalificato. All'esterno c'è invece TVB di Casei che si trascina Veleno Stecca. Ancora Sauvage Rock, con in coda la pariglia Re di Ruggi e Unetta di Casei, che però è squalificata. 600 iniziali in 46,9. Cavalli che affrontano il passaggio davanti alle tribune, con Poker OP leader. In seconda posizione rimane Mr. Charm, all'esterno si impegna TVB di Casei con in schiena Veleno Stecca, se ne vanno gli 800 in 1, 2 e 2. Chiusa la corda invece Tisserand B, come anche Potterjet. Ripetiamo, Poi numero Re di Ruggi. 7, Intanto Unetta di Casei, squalificato. cavalli che stanno per completare il chilometro con il tempo di 1:17,7. In vantaggio sempre Poker OP, all'esterno TVB di Casei. Viene in terza ruota ora Veleno Stecca a 500 dalla conclusione. Veleno Stecca sopravanza in breve TVB di Casei, a 400 dal palo prende sotto tiro Poker OP. Ultima curva affrontata con Veleno di Casei, che va su Poker OP, lo impegna severamente a metà curva e tende ad avvantaggiarsi all'ingresso in retta d'arrivo. Ultimi 180 metri di gara con Veleno Stecca che è passato su 10, Poker OP. Sauvage Rock, In terza posizione Mr. Charm. Finale con Veleno Stecca che si stacca per concludere vincitore. Secondo posto per Poker OP, al terzo riesce a chiudere Potterjet. 1:15,6 con 29,2 a chiudere.